Presa a pugni in testa dal compagno, poi minacciata con le forbici e la violenta aggressione subita da una donna che fortunatamente è riuscita a scappare ed allertare la polizia. La volante è arrivata in zona Guizza a Padova lunedì sera dopo la chiamata della 49enne che era riuscita ad uscire dalla sua abitazione e a mettersi in salvo. La donna agitata e sotto shock è stata subito soccorsa dai poliziotti ai quali ha raccontato cosa aveva appena subito. Pochi minuti prima il compagno, durante una lite violenta, infastidito da una risposta della donna, aveva cominciato a colpirla con dei pugni alla testa. Poi l'uomo ha preso le forbici e l'ha minacciata di conficcargliele in testa. La 49enne, approfittando di un momento di distrazione, temendo per la sua incolumità, è riuscita a scappare di casa, ad uscire in strada per chiamare la polizia. Anche il convivente era uscito a cercarla, ma lei non si era fatta trovare. Gli agenti, viste la gravità delle percosse e delle minacce, non appena l'uomo è rientrato in casa, lo hanno portato in questura per gli accertamenti, mentre la 49enne è stata portata in pronto soccorso e curata. È emerso che il 51enne era già stato destinatario di 2 provvedimenti di ammonimento del questore di Padova per violenza domestica, adottati nel maggio e nel giugno del 2025. Vista la gravità delle minacce e la violenza dell'aggressione, il pubblico ministero ha disposto per lui la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Al 51enne è stato anche notificato il divieto di avvicinarsi alla donna e di contattarla in qualunque modo.